Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3 Nord-Est. Buon sabato a tutti voi. Si apre di fatto ufficialmente quello che noi giornalisti siamo soliti definire bollino nero sulle strade del nostro Veneto. Estate inoltrata, ma attenzione perché è stato diramato un nuovo allerta meteo e al nord sono previsti temporali con fenomeni intensi anche di grandine per questa notte. Temporali soprattutto nelle zone del Bellunese. Parleremo di tante cose, di meteo ovviamente, con un meteorologo dell'ARPAV. Parleremo del traffico intenso tra pochissimo, in collegamento con noi il nostro Christian Arboit che si trova proprio lungo la A4, e poi parleremo anche di PNRR con la scelta, l'intenzione del governo Meloni di spostare circa 14 miliardi su altre voci di spesa, soldi che di fatto verrebbero sottratti ai comuni. I sindaci sono sul piede di guerra perché sono soldi che avrebbero dovuto finanziare opere che di fatto sono già state cantierate e in parte già iniziate. Ma partiamo con ordine, andiamo subito da Christian, che vedo già collegato. Diversi temi di cui parliamo con te, Christian. Intanto buongiorno, in compagnia di Nicoletta Rizzetto. Com'è la situazione traffico, Christian? So che sei in zona Cessalto. Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo a Cessalto, nel tratto trevigiano della 4, all'altezza di Calstorta Sud. Il traffico al momento è scorrevole, più complicata la situazione nella mattinata, comunque traffico molto intenso in questa prima giornata di bollino nero sulle strade del nord-est. Qui ci troviamo di fatto appunto a Cessalto in direzione Trieste, quindi a 2-3 chilometri c'è 90 di Piave e poi appunto la direzione verso Trieste e Portogruaro. Quello che è stato ribattezzato in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, il tratto maledetto della 4, il tratto dove si registrano sempre tantissimi incidenti stradali, spesso con esito mortale. Tra l'altro questa piazzola si sta riempiendo di auto, di turisti. Ci sono anche tantissimi tir in sosta provenienti da tutta Europa, perché è scattato anche il blocco ai mezzi pesanti, ovviamente per consentire il flusso dei turisti, che è un flusso copiosissimo che è ritornato ai livelli pre-Covid e per certi versi l'ha anche superato. Tantissime le targhe straniere, tante le persone che sono dirette verso le spiagge del litorale veneto, Caorle, Bibione, Lignano e quant'altro, ma poi sono tanti anche quelli diretti verso la Croazia. Con me per fare il punto della situazione il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato e il parroco di Cessalto Don Mauro Gazzelli. Don Mauro Gazzelli, che è noto per essere il parroco antistragi, impegnato in prima persona da sempre proprio sul fronte della sicurezza stradale. Ma partiamo dal sindaco, partiamo da Crosato. Lei sindaco sta monitorando la situazione, qual è la sua fotografia? Che fotografia può scattare al momento? Beh, questo è anche un orario abbastanza buono. Solitamente se venivamo qui 2 ore fa sicuramente c'era un'attività molto più intensa. Abbiamo un tavolo di concertazione tra gli entri, tra l'autovia Alto Adriatico, le prefetture, carabinieri e polizia. Con cadenza bimestrale facciamo il punto sulla situazione, anche per capire i flussi di traffico e anche per monitorarlo, perché comunque ricordo sempre che c'è la parziale chiusura della statale 14 a seguito dei lavori che l'ANAS sta facendo e che stiamo monitorando. Quindi è una situazione molto monitorata, perché se succede un potenziale incidente in autostrada non abbiamo delle alternative e quindi dobbiamo avere grande attenzione a spostare immediatamente il mezzo, come è successo. Allora, sono mobilitate, Anna, le forze dell'ordine, è mobilitata anche la protezione civile. Per intenderci, la protezione civile è pronta a entrare in azione anche con le bottigliette d'acqua sostanzialmente. Sì, questa solitamente è un'attività
che fa autovie Alto Adriatico adesso, e ha fuori anche dei frontisti che vanno all'esterno qualora anche a dare indicazioni diciamo all'uscita dell'autostrada, anche perché ricordo sempre che questa è un'uscita molto importante perché raggiunge sia Jesolo, Caorle, tutte le grandi stazioni di mare, e quindi bisogna avere una grandissima attenzione. Eppure Sindaco, continua a essere un'autostrada drammaticamente a due corsie, con tutto quello che questo comporta e con questa nomea però poi suffragata dai fatti, dalla cronaca, di tratto maledetto. Anche qui tante le promesse, tanti gli impegni, però... Sì, fortunatamente però finalmente si vede qualcosa, stanno facendo i ponti, hanno cominciato a spostare i sottoservizi, incominceranno a breve i ponti, quindi è già un primo momento. Sono stati fatti gli espropri, quindi l'avanzamento sta andando, quindi sono molto positivo in questa cosa. È ovvio che ora che vedremo una terza corsia passeranno altri 3-4 anni. E questo sappiamo cosa ha comportato nel corso degli anni, nel corso dei mesi. Poi quando parliamo di incidenti stradali, e Don Mauro sicuramente lo sa meglio di me, ogni storia è a sé, concorrono gli atteggiamenti dei singoli. Certo, le infrastrutture talvolta non aiutano. Don Mauro l'anno scorso era stato protagonista di una messa in ricordo delle vittime del tratto maledetto della 4, era ottobre se non sbaglio, settembre-ottobre, e lei questa iniziativa la vuole riconfermare anche quest'anno? Ci stiamo impegnando per riproporla e riproporre il valore della prudenza, insomma, e anche il raccogliere il dolore di tante famiglie. Troppi morti in questi anni, troppi. Io vedo adesso, insomma, per andare in ferie non si può andare in ferie di fretta e col cellulare, quindi spegnere il cellulare, lasciare a casa la fretta, pregare un po' di più e stare molto attenti. Ecco, lei che appunto si occupa di sicurezza stradale, in questi ultimi anni c'è stata una recrudescenza, un aumento degli incidenti stradali. Lei parla di fretta, secondo lei è colpa soprattutto della fretta? Allora, siamo troppo stressati, c'è una frenesia, pensiamo ai casi drammatici del papà che ogni giorno porta il bambino all'asilo e lo dimentica in macchina e muore per il caldo. Cioè siamo sotto uno stress continuo. Le ferie non possono essere stress, ecco perché faccio appello anche alla vita spirituale, la preghiera, la serenità deve toglierci lo stress, quindi uno stile di vita che ci rende la vita talmente stressata e vediamo a volte incidenti assurdi e anche impossibili da dire, ma è impossibile che possa capitare una distrazione di questo tipo. Ecco, quindi a maggior ragione in questo periodo di vacanze non occorre andare di fretta. Non occorre andare di fretta e soprattutto spegnete il cellulare, se no fate a meno andare in ferie, cioè non facciamo fare quello che facciamo tutto l'anno, si fanno cose diverse, quindi spegnere il cellulare, non andare di fretta e andare via anche rispettando gli orari, c'è chi viaggia di sera, un po' più tardi, fare delle soste, perché le soste si fanno, devo andare in ferie, perché devo questa ansia a volte del correre, questo lo facciamo durante l'anno, quindi qualche fermata di più. Mangiare anche leggeri, non troppo, e finalmente arrivare a destinazione, insomma. Non solo partenze intelligenti, anche viaggi intelligenti. Sì, assolutamente, l'orario più opportuno, le modalità più opportune, ma soprattutto un'attenzione, appunto, come diceva Don Mauro, all'uso del cellulare. Gran parte, quando riguardiamo con le immagini gli incidenti che ci sono stati, non si capisce proprio perché c'era quella distrazione, perché quel camion, quell'automezzo non ha frenato, molto probabilmente perché era distratto dal telefonino. Quindi, come diciamo sempre, una sommatoria di fattori, le infrastrutture, e qui siamo davanti al tratto maledetto della 4 e le infrastrutture contano, e poi gli atteggiamenti individuali. Per il momento vi ringrazio, grazie Sindaco Crosato, grazie Don Mauro Gazzelli. E noi, Nicoletta, andiamo per un attimo, facciamo un'incursione in questo parco, in quest'area picnic, per raccontarvi un po' di storie. Vedo qui dei ragazzi, buongiorno ragazzi, siamo in diretta su Antenna 3, voi
Siete diretti verso le spiagge? Ciao, buongiorno. No, siamo diretti verso la Croazia. Verso la Croazia? Sì. Facciamo un viaggio di circa 6 giorni lungo la Croazia, andiamo fino a Spalato e torniamo indietro. E siete partiti da dove? A che ore? Da Firenze stamani mattina verso le 8:30. Com'è la situazione? Come avete trovato le autostrade? Ma bene, la struttura è sempre ottima, a parte un paio di incidenti verso Padova, però per il resto tutto liscio. Abbastanza lineare. E arriverete verso che ora? Questa sera, nel pomeriggio inoltrato? Verso le 15:20, 15:30, sì, all'incirca. Ecco, non vi preoccupa il fatto che la Croazia adesso ha la nomea di essere molto cara, molto più cara dell'Italia? Dicono che ci sono prezzi folli. Ma onestamente non lo sappiamo finché non arriviamo, però speriamo di no, per non ritrovarsi delle vacanze troppo costose, insomma, rispetto a quelli che sono stati gli incrementi dei prezzi in questi ultimi anni. Per il momento, insomma, rimanete concentrati sulla vacanza. Allora buon viaggio, buone vacanze. Tra l'altro, a proposito di prezzi, non occorre andare in Croazia, Anna, per trovare dei salassi. Basta guardare anche alle mie spalle i prezzi della benzina. Forse riesce a mandare in onda anche l'immagine che ti ho mandato prima. Ormai rasentiamo i 2,50 euro al litro, quindi insomma non lo so, qua bisognerebbe interrogarsi su tutte queste dinamiche, sul perché i prezzi aumentino proprio in prossimità dell'esodo. Insomma, succede sempre, ma chiaramente con dei prezzi già alti queste cifre saltano subito all'occhio, anche perché nei distributori interni, quindi quelli che vanno verso il paese, il prezzo è tra 1,6, 1,7, 1,8, quindi insomma parliamo di poche centinaia di metri in linea d'aria. Allora non so se riusciamo a raccogliere ancora delle testimonianze, poi ti do la linea. Signori, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3, preferite di no? Grazie. Signori, salve, siamo in diretta su Antenna 3. Dove siete diretti, signora? Posso chiederglielo? Preferite di no? Niente, allora non c'è voglia di parlare, ma comunque tutti sono diretti, Anna, verso i luoghi di vacanza, insomma, e li lasciamo un po' riposare per poi riprendere il viaggio. Cristian, grazie. Abbiamo visto le immagini e siamo riusciti a mandare in onda le immagini che ci ha inviato, e ti aggiorno sul fatto che anche l'ANSA ha battuto proprio la notizia del rialzo dei prezzi in autostrada. Lo ha rivelato a Utenti, ha pubblicato la mappa del caro carburante in Italia sulla A4 Venezia-Trieste, dove appunto ti trovi. La benzina, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori, ha raggiunto il picco dei 2,55 euro al litro per il servito. Il gasolio tocca i 2,4, quindi proprio come hai testimoniato tu. Quindi insomma si preannuncia una vacanza con un inizio insomma non solo da bollino nero anche per il proprio portafogli, evidentemente, come stiamo raccontando. Grazie Cristian. Grazie Cristian per esserti collegato con noi. Tra pochissimo la nostra Anna Maria Parisi, ma prima andiamo a Padova perché ci sono i primi casi di Dengue e West Nile. Anche qui purtroppo è una notizia che fa parte in qualche modo dell'estate. Il sequenziamento, grazie all'Istituto Zooprofilattico e ai laboratori di analisi di microbiologia di Padova, ci dice tutto la nostra Valentina Visentina. Valentina. Sì, buongiorno da Padova. È un uomo di 66 anni residente a Verona, il primo caso di virus West Nile nell'uomo riscontrato quest'estate nella regione Veneto. La conferma è arrivata dalla direzione della prevenzione della regione Veneto e la positività è stata riscontrata giovedì proprio dal laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova che vedete alle mie spalle. L'uomo era andato in pronto soccorso qualche giorno fa perché la febbre alta non scendeva. Sono state effettuate le analisi del sangue e poi inviate qui a Padova, dove è stata riscontrata la positività al virus West Nile. Visto che il primo caso è stato riscontrato a fine luglio, si prevede che non ci sia quell'ondata di casi come è avvenuto l'anno scorso, quando il virus West Nile fece paura in Veneto proprio per i numerosi casi riscontrati.
registrati sono stati 584 casi in Italia, in Veneto 142 forme neuroinvasive, 161 con febbre alte e in totale 37 i decessi registrati nel periodo compreso tra giugno e ottobre del 2022. Dunque, primo caso di West Nile, l'uomo veronese è già in miglioramento perché riscontrava solo la febbre, ma nel Padovano c'è stato anche un nuovo caso di dengue. Anche questa volta si tratta di un turista di rientro dalle vacanze, ma ricostruiamo insomma tutti questi casi nel nostro servizio. Nuovo caso di febbre dengue nel Padovano, anche questa volta si tratta di un turista di rientro da una vacanza in un paese tropicale. Il giovane, ad una settimana dal ritorno dal Brasile, ha cominciato ad accusare febbre, malessere generale e forti dolori articolari, tutti sintomi inconfondibili della dengue che si trasmette con le punture della zanzara tigre infetta. Le sue condizioni sono già in netto miglioramento e ad una settimana dal ricovero potrebbe essere dimesso. Come per il caso di Teolo, dove risiede il primo turista rientrato dalla Thailandia, in via precauzionale il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Eugania, insieme con il comune di Villafranca Padovana, dove risiede il giovane tornato dal Brasile, ha disposto la disinfestazione straordinaria a partire da ieri e per 3 giorni nel raggio di 200 metri dal domicilio del giovane. La prossima settimana l'USL 6 provvederà a verificare l'efficacia del trattamento effettuato analizzando colonie di zanzare. È stato invece confermato nelle scorse ore il primo caso umano di virus West Nile per questa stagione. La conferma arriva dal laboratorio di microbiologia di Padova. Si tratta di un uomo di 66 anni residente in provincia di Verona. In genere, quando il primo caso umano si verifica a fine luglio, non ci si attende una stagione di alta circolazione del virus. L'anno scorso, quando i casi furono più di 100 e si contarono anche decessi, il primo caso si era verificato già ad inizio giugno. In queste ultime settimane si sono verificate le prime positività del virus nelle zanzare. La Regione Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Legnaro e con tutti i dipartimenti di prevenzione dell'USL, sta mantenendo un'attenta sorveglianza sul territorio, attivando le disinfestazioni e le misure di prevenzione. Dunque, dicevamo per gli esperti il fatto che il primo caso di West Nile sia stato riscontrato a luglio fa ben sperare in un'estate meno segnata dal virus che in Veneto aveva colpito forte l'estate scorsa, soprattutto nel Padovano, dove c'erano stati circa un centinaio di casi e a livello regionale ben 37 decessi, perché erano state 161 le forme neuroinvasive riscontrate dalle varie aziende ospedaliere e USL del territorio. Resta alta comunque l'allerta quando vengono riscontrati questi casi di passaggio del virus dalla zanzara all'uomo. Si provvede subito con la disinfestazione. Alta deve essere anche la responsabilità dei cittadini, con buone pratiche che vengono consigliate, come evitare ristagni di acqua nei sottovasi, nelle terrazze o nei giardini, e proteggersi sempre con buoni repellenti anti-zanzare. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentina. Allora noi adesso ci spostiamo nel veneziano, torniamo nuovamente a parlare di via Piave, la zona, una delle più degradate del veneziano, della quale ci siamo occupati da diverso tempo. Per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Anna, importante operazione della Questura di Venezia, della squadra mobile della Questura di Venezia, con l'arresto di 2 rapinatori che con taglierino e coltello minacciavano turisti e residenti per depredarli di tutto. Operazione riuscita, arresti portati a termine grazie anche e soprattutto alle telecamere di videosorveglianza comunali. Con me, e ringrazio per essere qui presente, l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Elisabetta Pesce. Dunque un'importante operazione grazie all'importanza dell'unione, è caso di dire non soltanto interforze ma proprio anche con il Comune di Venezia. Sì, sicuramente io porto i miei ringraziamenti agli agenti della Polizia di Stato che hanno fatto questo intervento. L'identificazione è stata effettuata
grazie anche e soprattutto alle telecamere che sono situate nel territorio comunale. Contiamo 637 telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la nostra centrale operativa al tronchetto, la famosa Smart Control Room, di cui 385 solo in terraferma e 228, che è un numero per quanto riguarda l'area di Mestre. Telecamere comunque che sono sempre in implementazione, continuiamo con gli acquisti grazie sia ai finanziamenti del Comune, anche grazie al finanziamento del Fondo Sicurezza che viene dato dal Ministero dell'Interno. Ecco, Assessore Pesce, vediamo che ci sono degli agenti proprio della polizia locale che stanno monitorando qui il famoso parco di Via Piave. Con loro anche altri 2 agenti che abbiamo visto sono un po' in azione, sempre a piedi. L'importanza per i residenti e anche per i malviventi nel vedere proprio gli agenti in azione a piedi. Sì, noi abbiamo, non solo noi, anche le altre forze dell'ordine, tra l'altro vorrei ricordare anche che l'arresto di quel tunisino che poi è stato espatriato, che aveva creato problemi in via Riviera 20 settembre, è stato fatto dai Baschi Verdi, quindi è un lavoro interforze fatto in sinergia e che sta dando dei risultati perlomeno negli arresti e nelle identificazioni e poi nelle eventuali espulsioni. Qui abbiamo 2 pattuglie fisse H24 sia in macchina che a piedi, che controllano comunque tutta l'area della zona della stazione. Questo è un corpo, il pronto intervento, tra l'altro sono stati anche i fautori degli arresti, di 12 arresti delle spaccate che non so se ricordate, che avevano creato molti problemi qualche mese fa. Sì. Spaccate soprattutto ai danni degli esercizi commerciali, ne abbiamo parlato più volte, Anna, nel corso dei nostri telegiornali, e infatti dicevamo che questi 2 agenti alle nostre spalle, Assessore, riguardano un corpo speciale. Vogliamo ripetere qual è questo corpo? L'ha appena detto, ma noi li vediamo adesso in divisa, ma loro girano spesso in borghese. Sì, il pronto intervento, tutte le operazioni che non siano quelle di prevenzione e controllo li fanno in borghese, e ad esempio l'operazione che era stata fatta proprio per le spaccate, hanno passato notti, perché qua stiamo parlando notti, in borghese sul sottopasso di Via Dante per poter prendere, dopo averli identificati con le telecamere, perché non dimentichiamo che i soggetti che delinquono noi riusciamo a identificarli tutti. Ecco, questa in effetti è vero, perché anche grazie all'uso delle telecamere sono stati emessi diversi fogli di via giusto ieri, se non erro, e anche arresti, fogli di via ed arresti nei confronti di diverse borseggiatrici in quel di Venezia, e questo grazie all'uso delle telecamere anche. Sì, anche comunque sono soggetti che sono riconosciuti, questa è un'operazione che è stata fatta in questo caso dalla Polizia di Stato. Noi abbiamo da luglio dell'anno scorso ripristinato il servizio anti-borseggio in borghese, perché una cosa, mi ripeto, sono i controlli in divisa che serve per la prevenzione, mentre per arrestare le persone vanno con azioni in borghese. Ecco, prima di salutarvi volevo mettere in evidenza con le immagini di Francesca Pezzo di come comunque la cittadinanza ma anche i turisti si stanno riappropriando di quelli che sono gli spazi verdi. È bellissimo vedere, Assessore, come gente comune, normale, studenti in attesa di prendere il treno per Venezia siano qui e insomma decidano di sedersi, come si fa in Inghilterra, anche sul Prato Verde, per godersi una parte della città, quest'angolino verde. Sì, poi tra l'altro c'è anche un progetto comunque di riqualificazione urbanistica dei giardini. Abbiamo molti turisti, abbiamo i giovani che frequentano gli ostelli, e questi qui seduti dietro a noi sono giovani stranieri che stanno aspettando l'orario del treno per tornare nelle loro città.
Insomma, la sinergia tra il Comune di Venezia e la Polizia Locale, gli agenti della Questura, Carabinieri e la Finanza è fondamentale per garantire la sicurezza. Prova ne è che adesso una parte della città si sta riappropriando dei suoi spazi e lo vediamo anche grazie a questi studenti che stanno aspettando il treno comodamente seduti sul manto erboso. Da Mestre, via Piave è tutto, grazie all'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Elisabetta Pesce. Linea a te, Anna. Grazie alla nostra Anna Maria Parisi, un ringraziamento anche al suo ospite. Abbiamo un'ultimissima ora, la batte per primo il Gazzettino. C'è stato un assalto alla fabbrica di borse di lusso, siamo a Pernumia, quindi nel Padovano. La nostra Valentina Visentin si sta già spostando in loco. Pare che un gruppo di circa una decina di persone si sia introdotto all'interno di questa fabbrica nella notte incappucciati e hanno fatto razzia sostanzialmente di tutte le borse di lusso di pelle soprattutto, che vengono prodotte all'interno di questa fabbrica. Quindi insomma nel corso di questo telegiornale vi daremo ovviamente ulteriori aggiornamenti. Continuiamo con la cronaca, restiamo a Padova. Un uomo è stato fermato dai carabinieri, ha distrutto una volante della polizia, è stato denunciato. Ha sfogato tutta la sua aggressività, prima contro i carabinieri e poliziotti intervenuti per calmarlo dato che non voleva essere controllato, poi contro l'auto della polizia che ha distrutto. Notte di follia per un 17enne tunisino fermato dai carabinieri per accertamenti giovedì sera in Corso del Popolo a Padova. Il minorenne straniero, destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha opposto resistenza, tanto che in supporto ai carabinieri è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. Dopo essere riusciti a caricarlo nella volante per portarlo in questura, il 17enne ha distrutto l'auto colpendo con calci e testate il finestrino e mandandolo in frantumi. È stato denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Il decesso di Simone Materazzo, siamo a Chioggia, ma il ragazzo viveva insieme alla famiglia a Sant'Anna di Piove di Sacco. Sono in corso accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente in cui giovedì Simone ha perso la vita. Intanto la ragazza, la turista francese che è stata travolta dalla sua motocicletta, pare sia fuori pericolo. Eccolo Simone Materazzo in tutta la sua grinta, in testa la sua squadra, l'USD Fossò in spogliatoio a guidare le feste per la vittoria contro Legnaro. Era lo scorso anno, Simone di lì a poco avrebbe lasciato il suo amato pallone per dedicarsi agli studi e al lavoro. Aveva trovato da pochi mesi un'occupazione a Chioggia come riparatore di motori navali e proprio da lì giovedì pomeriggio stava rientrando a casa. Viveva in questa villetta a Sant'Anna di Piove di Sacco con mamma, papà, le 2 sorelle gemelle e la nonna. Un tragico incidente sul quale la polizia di Chioggia sta cercando di fare luce. La moto è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti e il pubblico ministero potrebbe decidere di effettuare un'autopsia sul corpo del ragazzo per capire se sia stato colto da malore. Simone, che avrebbe compiuto 20 anni domenica, stava viaggiando verso casa quando all'altezza di via della stazione giovedì pomeriggio non è riuscito a evitare l'impatto con un gruppo di turiste che stavano attraversando la strada sulle strisce. Una ragazza di 21 anni travolta dal mezzo si trova ora ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni restano gravi. La famiglia Materazzo è distrutta dal dolore. È iniziato il periodo più triste della mia vita, scrive papà Pietro in un post sulla sua pagina Facebook. Era un grande fan del figlio, il papà, ricorda don Giorgio, parroco di Sant'Anna. Veniva su ai campi delle sorelline in braccio al papà, ho in mente queste scene, no? Perché era quasi una mascotte, piccolo ancora. E ecco, lo voglio ricordare come pieno di vita e amante della vita. È un ragazzo solare, amante della vita, amato e coccolato dalla sua famiglia. Questo è evidente, con uno sguardo sempre tra il sornione e l'allegro che faceva capire che aveva una voglia grande di vivere. Attorno alla famiglia Materazzo si è stretta un'intera comunità. Simone era Simone, dice il presidente dell'USD Fossò, Davide Cavallin, suo allenatore per diverso tempo. Quando arrivò da noi mi disse: mister, ora che sono arrivato vinciamo tutte le partite. Così lo ricorda l'ultimo allenatore, Matteo Cagnin. Lo voglio ricordare con tutta la sua grinta e determinazione che dava in campo, che non è banale al giorno d'oggi. Simone, dovunque tu sia, rimarrai sempre nel mio cuore.
Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi parleremo di PNRR, di meteo, clima, quello che sta accadendo, annunciando anche l'allerta meteo prevista per questa sera. Tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Allora, tanti temi avete visto di questa nostra edizione del telegiornale, dalla sicurezza stradale con il traffico particolarmente intenso in A4, la direzione ovviamente quella di Trieste-Croazia per questo weekend, ma non solo, anche verso la montagna. Poi abbiamo parlato degli arresti in via Piave, i cittadini che iniziano in qualche modo a riappropriarsi dei loro spazi, degli spazi che hanno tanto amato, e poi di PNRR e non solo. Lo faremo grazie al contributo di Elisa Pisani, che si è collegata con noi. Elisa della Marca Trevigiana, rappresentante in questa sede di Assonidi. Buongiorno Elisa, grazie. Buongiorno Anna. Allora, noi ci siamo contattati, ci siamo sentiti dopo le dichiarazioni di Enrico Carraro, presidente di Confindustria, che ha fatto una dichiarazione molto forte quando ha detto: per attrarre lavoratori all'interno delle nostre aziende c'è bisogno di dare loro il servizio nido, cioè c'è bisogno di dare loro quel tipo di welfare. Le chiedo, Elisa, dopo anni di Covid che hanno messo in ginocchio anche le vostre strutture, che si reggono con dei fondi, ma di fatto sono attività anche private, com'è la situazione per i nidi di cui evidentemente c'è così tanto bisogno? Allora, attualmente la situazione non è bellissima, nel senso che paradossalmente il Covid è stato più semplice da affrontare. Perché adesso abbiamo tutto la cascata valanga che è successo un po' a tutti, e semplicemente è aumentato tutto, sono aumentati i costi ovviamente di energia, di gas, ci sono aumentati gli affitti, il cibo, i pannolini, è tutto aumentato. Penso che come me in tanti hanno cercato di mantenere le rette il più adeguate possibile senza calcare troppo sulle famiglie. Però questo non basta, e quest'anno abbiamo avuto anche delle brutte sorprese per quanto riguarda i contributi che ci arrivano dallo Stato, perché alcune strutture, per decisioni prese dall'alto, si sono trovate anche 6-7 mila euro in meno all'anno, e per noi sono soldi, quindi diciamo che ha ragione a dire che c'è bisogno di asili nido per far arrivare le persone a ritornare a lavorare. Però noi abbiamo bisogno di essere aiutati, e non di sicuro che quei pochi, cioè non sono pochi, quei fondi comunque che ci arrivano poi non ci vengano levati o comunque ridistribuiti in un'altra maniera. Senta Elisa, ha parlato di un taglio dei fondi per alcune strutture, da che cosa dipende questo? Di quale tipo di pacchetto fanno parte questi fondi? Fanno parte del pacchetto dei fondi che ci arrivano dallo Stato per il sistema integrato 06. È stata decisa una maniera che non abbiamo ancora capito come, sinceramente, perché una spiegazione vera e propria non ci è mai stata data. Una ridistribuzione in maniera diversa in base ai comuni, e quindi diciamo che sono andati a premiare determinate attività, determinate strutture, e premiandone alcune ne hanno penalizzate altre. Però un discorso è: ok, va bene, si ridistribuisce tutto, però senza parlarne con chi di dovere. Io per esempio in entrambe le mie strutture mi sono trovata con 7.000 euro in meno, quindi in un totale di 14.000 euro. Non sono pochi soldi. Ha parlato di aumenti, no? Energia, ma anche evidentemente il cibo. Voi erogate cibo ai bambini che tendenzialmente rimangono nelle vostre strutture fino alle 4, anche alle 5 del pomeriggio. Riesce a darmi una percentuale di aumenti? Parliamo del 10, del 15, del 20? Io vedo in generale un 15% di aumento, e parlo di me che faccio la spesa, e sentendo altre che hanno la mensa esterna, quindi catering tipo, mi parlano anche di aumenti di 30-40 centesimi a pasto, che possono sembrare pochi, però è ogni giorno per 5 giorni per almeno 11 mesi, quindi è un bel aumento anche quello. Ci sono colleghi suoi, visto che appunto di fatto si tratta di un'impresa, la vostra, di un'attività anche privata, ci sono colleghi suoi che hanno deciso di lasciare questa avventura? Sì, da dopo il Covid, e nell'ultimo anno e mezzo più di qualcuno ha lasciato.
c'è chi ha proprio chiuso del tutto e chi invece ha deciso di cedere l'attività, e in tante stanno decidendo di cedere ora, anche perché c'è un altro piccolo problema: i fondi che ci arrivano poi sono tutti tassati, quindi anche lì ci arrivano dei fondi per aiutarci, ma allo stesso tempo poi la maggior parte dei soldi li dobbiamo restituire in tasse. Insomma, oltre il danno la beffa. Senta, PNRR, stiamo parlando di soldi che potrebbero arrivare, quindi ecco, la vedo già scuotere la testa. Che cosa cambia con il PNRR o cosa non cambia? A noi essenzialmente non cambia niente, perché erano tutti soldi che sono stati destinati al pubblico. Ma questa, da quello che abbiamo capito noi, è una decisione che è partita dal Ministero, dal MIUR, se non abbiamo compreso male, non c'entra niente la Regione. Però noi privati, che siamo accreditati, quindi è come se fossimo parificati al pubblico, non abbiamo accesso a nessun tipo di fondo del PNRR, considerando che l'80% degli asili in Veneto è privato. Senta, la vostra associazione Asso Onidi in che modo riesce ad interagire con il governo centrale? Cioè riuscite, come dire, ad avere voce in capitolo, magari nei tavoli anche ministeriali, in questo senso, visto che si dice tanto che c'è bisogno di welfare, che c'è bisogno di asili nido, le strutture comunali sono pochissime, esiste insomma un collegamento, riuscite a fare qualcosa con il governo? Allora, col governo direttamente come Assonidi Veneto no, qualcosa riesce a fare Assonidi centrale, diciamo, che ha sede a Milano, quindi chiamiamola Assonidi Lombardia, per dare un nome. E noi facevamo molto sicuramente con la regione durante il Covid e l'anno dopo. Adesso, devo dire la verità, la comunicazione è diventata veramente molto difficile. Insomma, siamo stati un po' abbandonati, nel senso che prima, durante il Covid, a parte il momento iniziale che col senno di poi sappiamo tutti che è stato difficile per tutto il mondo, dopo un po' siamo stati un po' lasciate a noi stesse, senza pensare a tutte le cose, perché queste alla fine sono tutte conseguenze del Covid. Quindi anche gli aumenti vari, insomma, no? Che state denunciando. Elisa Pisani, che in questo momento in qualche modo sta rappresentando, no, tutta la categoria, ovviamente in bocca al lupo, e le chiedo, anche alla luce delle cose che lei ci sta raccontando, che sono comunque molto forti, ci sono un sacco di famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento, famiglie che usufruiscono del nido e che magari fanno i conti, no, con questi aumenti di 5, 10, 15 euro delle rette. Proviamo anche a spiegare loro che cosa sta accadendo, cioè che cosa c'è dietro questi aumenti. Avete intenzione, se le cose non dovessero cambiare, di farvi sentire in qualche modo? Sì, assolutamente. Non so ancora bene come, però qualcosa mi sta un po' passando per la testa, perché si parla tanto appunto di welfare, di famiglie, bisogna fare più figli, tutto quello che si vuole, però se poi alla base non c'è un vero aiuto alle famiglie, non ci sono asili, ma anche gli stessi contributi che vengono dati alle famiglie sono un pochino poveri o ritardano tanto ad arrivare, cioè si fa un po' fatica a decidere di fare più di un figlio. Chiaro, diventa una scelta più complessa, una scelta che impone riflessioni evidentemente più profonde. Grazie Elisa Pisani per essere stata in nostra compagnia. Noi raccogliamo ovviamente la vostra voce per consegnarla ai telespettatori, ma in qualche modo anche alla politica. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo ovviamente per la sua attività e per il servizio che Assonidi rappresenta. Grazie Elisa per essere stata con noi, arrivederci. Crepi, grazie a voi. E allora noi adesso andiamo a vedere il PNRR, che cosa sta succedendo, perché i sindaci sono arrabbiati, c'è questa voce di spesa circa 14 miliardi che potrebbe essere spostata, ma sono i soldi che servivano per finanziare tante opere, 106 milioni le opere finanziate soltanto a Treviso. Andiamo a vedere ascoltare la voce del sindaco Mario Conte.
Il rischio è proprio questo, che in Italia chi ben amministra, chi ben si comporta, poi alla fine si trova a dover pagare il conto doppio. Ecco, questo non lo vorrei. Io rappresento 580 sindaci virtuosi, quelli veneti, che non hanno mai speso un euro in più di quelli che potevano spendere. Adesso però chiediamo che non ci vengano tolte risorse per delle opere che sono importanti per il futuro delle nostre comunità. Passano i governi, ma il copione si ripete, si taglia i comuni, soprattutto a quelli virtuosi. Era successo con i fondi della rigenerazione urbana, fronte caldissimo per tutto il 2022, è accaduto anche stavolta con il ministro Raffaele Fitto che in cabina di regia, annunciando la revisione del PNRR, ha di fatto tagliato 13 miliardi inizialmente previsti per gli enti territoriali. Qualche rassicurazione da Roma è già arrivata, ma non può bastare. Il governo si è già espresso in tal senso, dicendo che comunque queste risorse del PNRR sono state spostate e verranno sostituite con risorse ministeriali. È altrettanto vero che dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Noi abbiamo bisogno di coperture finanziarie, anche perché i cantieri sono in fase di inizio, e quindi non vorremmo rimanere con delle cattedrali del deserto o peggio ancora delle opere incompiute. Ancora una volta una battaglia di territorio più che partitica, in ballo del resto ci sono molti cantieri. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente Lanci Veneto, serve chiarezza, è necessario che il Governo recuperi eventualmente questi 13 miliardi di tagli, anche perché vi ricordo che Montebelluna è riuscita a intercettare oltre 13 milioni di euro del PNRR. Se ciò non avvenisse sarebbe un disastro per i comuni, nel senso che le progettualità finanziate col PNRR non troverebbero altra fonte di finanziamento nelle casse comunali, che sono già in forte sofferenza, e quindi noi abbiamo bisogno di quelle risorse. Ovviamente devono essere finanziate le buone progettualità, e parlo di quelle venete, perché sono quelle progettualità che rispettano perfettamente i criteri del PNRR. Adesso parliamo di maltempo, con i rimborsi che devono arrivare. Continua il nostro viaggio anche nella Marca trevigiana per capire la situazione, e vi vogliamo ricordare in questa sede la nuova allerta meteo. Sono previsti temporali in tutto il nord già a partire da questa sera e fino a domani mattina. Poi con il meteorologo dell'ARPA Veneto ne parleremo, ma intanto vediamo il servizio. Adesso siamo nella fase di raccolta. Una raccolta che serve alla Regione per poter poi comunicare allo Stato quello che è la nostra condizione, quindi non è la reale richiesta di risarcimento di un danno. Una raccolta di dati basati su stime complessive dei danni provocati dal maltempo, comune per comune, utile alla Regione per poter comunicare allo Stato quella che è la condizione in cui versa il territorio della Marca. I moduli sono disponibili nel sito del Comune o presso gli uffici. 3 modelli, un modello creato dal Comune che è relativo ai danni ai privati, alle abitazioni, uno che è relativo ai beni mobili, quindi alle auto, cose così, e uno che è relativo alle attività produttive, che anche loro abbiamo visto che sono state molto penalizzate. Compilano quel modello, lo restituiscono o attraverso la PEC comunale o portandolo a mano, come preferiscono, lo restituiscono al Comune entro il 1° di agosto alle ore 12. A noi poi resta un giorno e mezzo perché entro il 3 dobbiamo comunicare alla Regione la sintesi, dobbiamo a nostra volta compilare un questionario che è la sintesi poi di tutte queste informazioni. La compilazione dei moduli rientra dunque nella raccolta iniziale dei dati che è necessario fare in attesa della possibile emanazione dello stato di calamità. E se verrà determinato lo stato di calamità naturale a livello nazionale, allora in questo caso si aprirà una procedura specifica che varrà per tutti i comuni coinvolti, quindi non ci saranno singole procedure, ma verranno poi determinati, qualificati e definiti quali saranno gli adempimenti per ciascun cittadino. In questo momento, ripeto, l'essenziale è raccogliere la documentazione e indicare oggetto preciso nell'ambito delle fatture. Sarà necessario dunque aspettare l'esame dei dati raccolti dai comuni per avere dallo Stato una risposta in termini di eventuali risarcimenti. In questo momento è prematuro parlare di quantificazione, dobbiamo ancora finire di stimare quali sono e quantificare i danni oggettivamente in tutte le fattispecie occorse, quindi è prematuro parlare e dare false speranze.
Ci spostiamo ora in un altro versante del Veneto, andiamo a Laghi di Cittadella. Sono ben visibili i danni della grandinata del 19 di luglio, molti tetti delle case coperti con il nylon, qualche lavoro è già iniziato, è stato colpito anche un allevamento di vitelli. Vediamo. Questo, come vedete, è il fienile, era il fienile, perché non c'è più niente. Solo i ferri di sostegno, basta. Luca Valente vive in questa casa di via San Bernardo a Laghi di Cittadella con il fratello. Quanto accaduto il 19 luglio li ha lasciati senza parole. 10 minuti di paura e poi danni dappertutto. Praticamente io ho la macchina dentro qua, è venuto giù, sarà stata 10 centimetri dal tetto, ha sfondato tetto, vetro qua del garage e ha battuto sul cofano così. Danni al garage, al fienile, danni a tutte le coperture, danni al tetto della casa. Nella camera di Luca è un secchio a raccogliere l'acqua piovana, così come nel garage dove la bacinella serve a evitare che le infiltrazioni facciano saltare la corrente elettrica. In mattinata è il sopralluogo dell'assicurazione. Ha fatto una stima di quanti potranno essere i danni da lei? No, non ce l'ha ancora detto, adesso il perito deve mandare all'assicuratore e poi ci saprà dire. Comunque a occhio e croce qua i 100.000 euro si superano tranquillamente. In via San Bernardo non si è salvato nessuno, molte case hanno i tetti coperti di nylon, molte le auto semidistrutte. Malissimo è andata Giulio Loro. La sua famiglia da oltre mezzo secolo gestisce questo allevamento di 500 vitelli. Mi sembra che sia passata una metallitrice che si è fatto il disastro, non mi rendo neanche più conto cosa che può essere successo. È tutto coperto da assicurazione? Sì, sono coperto dall'assicurazione io, ma il danno non so che razza è danno che mi passa l'assicurazione. Ecco. Non so, non ho più parole da che mattina che sono visto su guardare. Da rifare 4.000 metri di tetto della stalla, i primi preventivi si aggirano sui 100.000 euro, ma anche il tetto della casa di famiglia. La furia della grandine ha risparmiato solo i pannelli solari, ma la preoccupazione adesso è per gli animali con l'autunno che si avvicina. Piove dentro, ora il veterinario che mi segue, che ha detto più presto ti accordi meglio sei, perché andando avanti qua stagione piove dentro, i vitelli si bagnano, caldo e freddo, se fa sì che c'è bronchite, polmonite, che ti stai di curarli, che esistono problemi. Ecco, ci avete sentito allora la tante comunità che continuano ad avere a che fare con le cause, le conseguenze del maltempo che ha colpito il nostro territorio nelle ultime settimane. Purtroppo è in arrivo una nuova perturbazione, la notizia è arrivata dall'ANSA, ma c'è anche l'allerta della Protezione Civile prevista per questa notte. Continua il grande caldo al sud, continuano fenomeni molto intensi al nord. Proviamo a cercare di capire che cosa sta accadendo. Io ringrazio Francesco Domenichini, meteorologo ARPAV Veneto, per essersi collegato con noi in questo sabato. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Allora, intanto ci aiuti a capire che cosa potrebbe succedere a breve, direi, no? nella serata e nella mattinata di domani. Proviamo a far capire ai telespettatori che cosa succederà dal punto di vista del tempo. Sì, allora un weekend è iniziato, ma in realtà già la seconda parte della settimana, all'insegna di un tempo abbastanza soleggiato, con temperature non elevate e clima abbastanza gradevole, però poi in parte diventerà instabile sabato per il transito di una saccatura sul nord Italia che porta a una fase appunto di instabilità tra la serata di sabato a partire dalle zone montane e poi la prima parte di domenica con temporali che si estenderanno a buona parte della pedemontana e anche la pianura, interessando quindi con varie fasi il territorio del Veneto. Abbiamo un miglioramento previsto poi domenica dalle ore centrali con qualche fenomeno residuo soprattutto sui rilievi nel pomeriggio sera, ma sostanzialmente la seconda parte di domenica sarà ben più stabile rispetto al periodo tra la serata di sabato e le ore centrali di domenica. In questo contesto è stato osservato che le precipitazioni previste possono essere intense, sono a carattere temporalesco per lo più, possono essere intense, diciamo che non ci sono probabilmente le premesse per prevedere fenomeni così intensi come sono stati almeno in alcune fasi dei giorni precedenti, quindi possiamo sperare parzialmente in bene, anche se non si escludono comunque sia ancora grandinate che raffiche di vento che temporali con rovesci localmente intensi.
Senta, ci aiuta un po' a capire l'intensità di questi fenomeni. Sono anche particolarmente brevi. Noi che abbiamo lavorato molto, ad esempio, ricordiamo l'alluvione del 2010, piuttosto che tanti fenomeni dove è caduta molta acqua, ma per un tempo molto prolungato. Oggi stiamo raccontando di fenomeni velocissimi, fenomeni spot, ma dalla portata davvero devastante. Abbiamo visto i vigneti a terra, abbiamo visto le grandinate. Ci aiuta a capire l'origine di questa intensità. Sì, si tratta, tra quello che ha citato nel 2010 e i fenomeni che stiamo osservando in questi giorni, hanno una differenza nettamente dovuta al fattore stagionale, cioè i fenomeni alluvionali in genere avvengono nelle medie stagioni. Possiamo ricordare tutti gli eventi che sono verificati in primavera e in autunno. Questi sono eventi invece tipicamente estivi. Cos'è che li agevola? L'inizio di situazioni temporalesche che sono premesse da condizioni di caldo spesso anche collegato a umidità. In questo caso abbiamo visto, parlando della cronaca recente, quindi del luglio di quest'anno, due periodi particolarmente caldi e afosi corrispondenti all'estensione dell'anticiclone dal centro-ovest del Mediterraneo fino al nord-est italiano. Queste due ondate di calore hanno caratterizzato i giorni dal 10 al 12 luglio, poi dal 15 al 19 luglio, con fattori di umidità molto rilevanti, quindi anche se non temperature eccessive, record, comunque valori di tutto rispetto tra i 36 e i 38 gradi registrati in diverse stazioni del Veneto come valori massimi, però non valori vicini alle soglie psicologiche dei 39-40 gradi, che invece sono registrate in altre zone d'Italia del centro-sud. Ma il fattore determinante forse è stato in questi casi la presenza di un'abbondante quantità di umidità sospesa, quindi caldo prettamente afoso, con valori di temperatura percepita massimi raggiunti addirittura superiori di poco ai 45 gradi nelle ore più calde del giorno. Questo determina ovviamente la presenza di un abbondante carburante per la fenomenologia intensa, e si aggiunge il fatto che delle saccature, diciamo una raffica di saccature, cioè depressioni, hanno raggiunto la cima di questo anticiclone, quindi il nord-est italiano, in diverse fasi. Dapprima il 12-13 luglio, quindi con temporali piuttosto diffusi, anche grandinigeni. Poi è ricominciato il caldo afoso tra il 15 e il 19 luglio e poi è cominciata invece una situazione più serrata di ingresso di saccature depressionarie, quindi questi fronti anche non particolarmente intensi, che però addossandosi alle Alpi e poi al nord Italia hanno portato delle fasi di instabilità molto intense per la concorrenza tra l'aria fredda entrante da nord e il caldo intenso che si era formato nelle zone al di sotto delle Alpi e sull'arco alpino stesso. Abbiamo quindi visto gli eventi del 18, in particolare sulle Dolomiti, su Comelico e Cadore, con l'abbattimento degli alberi, il video che è diventato molto noto nella cronaca. E questo era solo l'inizio, perché poi anche il 19, 20 e 21 abbiamo avuto diverse situazioni in cui dalle zone montane l'instabilità forte e i temporali forti si sono estesi anche più a sud, raggiungendo la pianura. Addirittura, se non sbaglio, il 19 è stato raggiunto qualcosa che è stato definito un record mondiale di dimensione della grandine a Carmignano di Brenta, con 16 cm di roccia di grandine. Si potrebbe dire chicco, ma in realtà per la dimensione si definisce roccia. Poi 120 km all'ora di raffica di vento a Campagna Lupia, poi ancora il 24 e il 25 molte ondate temporalesche in transito ancora da ovest verso est, che hanno spazzato la pianura veneta, con quantitativi non eccezionali di precipitazione, come diceva lei. Si sono raggiunti i 50-70 mm cumulati complessivi sulle Dolomiti, ma a valori molto più bassi in pianura, però concentratissimi nel tempo. Per esempio abbiamo i 15 mm in 5 minuti a Breganze, 14 mm a Foldina sempre in 5 minuti, molti danni da grandine diffusi per grandine voluminosa, anche tra i 2 e i 5 cm, anche localmente superiore ai 5 cm, diffusa specie sulla fascia pedemontana e sulla pianura centrale veneta. Infine abbiamo concluso il 26 ancora con, benché si fosse abbassata la temperatura e la disponibilità di carburante per forti sviluppi temporaleschi, c'è stata comunque una supercella di dimensioni ridotte, non molto sviluppata, ma ancora grandinigena, con forti venti.
Senta, dobbiamo immaginare che da qui in avanti le nostre estati saranno diverse? So che voi lavorate per modelli matematici, ma il comportamento delle persone si sta in qualche modo adeguando. Abbiamo visto i kit antigrandine andare a ruba, abbiamo visto i parcheggi degli ipermercati essere messi a disposizione dei cittadini per salvare le proprie auto. Quando abbiamo parlato di Vaia ne abbiamo parlato come un fenomeno isolato. Oggi questi fenomeni in qualche modo si stanno ripetendo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? E secondo lei, mi perdoni, in questi giorni stiamo sentendo parlare di ecoansia. Questa parola, insomma, forse abusata, ma è una parola molto forte. Beh, visti i risultati della meteorologia che abbiamo vissuto in questi giorni, non c'è da stupirsi, insomma, che le persone abbiano una reazione anche di ansia di fronte ai danni che possono provocare questi fenomeni. In realtà stiamo effettivamente conoscendo la potenza della fenomenologia convettiva in questo caso. Vaia è stato un fenomeno con carattere invece di stagione intermedia, nettamente alluvionale, ma al di là delle differenze si tratta sempre comunque di fenomeni definiti fenomeni estremi. A cosa ci possiamo abituare è una domanda relativamente complicata, perché non abbiamo un punto di riferimento preciso, e con questo intendo dire per esempio che il confronto tra l'estate scorsa e quest'estate che stiamo vivendo adesso, cioè il 22 e 23, sono state già nettamente diverse. Un'estate siccitosa con caldo decisamente torrido il 22 e invece un luglio molto umido con ondate di caldo afoso alternate a fenomeni molto intensi, mentre nell'estate 2022 i fenomeni intensi sono stati decisamente ridotti rispetto per esempio a quelli di questo luglio. Quindi ci sono domande ulteriori, oltre a cosa succederà, quanto spesso succederanno dei fenomeni estremi in futuro, e anche quali di questi fenomeni estremi saranno i più probabili. È possibile che ci dovremo abituare appunto a un'alternanza di casistiche come l'anno 2022 e l'anno 2023, che si alterneranno portando effettivamente delle sfide alle persone, alle strutture, alle infrastrutture e alle istituzioni per confinare gli effetti di questa fenomenologia. Il motivo è abbastanza noto: stiamo registrando un riscaldamento a livello globale, a livello del Veneto, non indifferente, in quanto ha superato gli 0,5 gradi per decennio registrato dalle stazioni di ARPAV. Quindi abbiamo già una climatologia ragguardevole di circa 30 anni, lungo i quali abbiamo visto un aumento di 1,5 gradi nella temperatura media della nostra regione. Questo cosa determina? Determina, avendo più caldo, un'atmosfera più calda, questa ospita più acqua, favorisce maggiormente i fenomeni estremi e quindi conseguentemente più danni da vento, situazioni grandinigene più estreme e quindi tutto questo di conseguenza. Senta Francesco, le dichiarazioni di Guterres dell'ONU che parla, ho preso una pagina a caso, ma insomma le sue dichiarazioni sono state battute da tutti i quotidiani nazionali. È iniziata l'era dell'ebollizione globale. Quando ha letto questa frase, ha sentito questa frase, i dati insomma ce li ha appena dati anche lei che cosa ha pensato? Ho letto questa frase e ho pensato che c'è anche un fattore da parte dell'ONU di avere l'esigenza di promuovere la reazione a questa situazione, certo, e quindi sensibilizzare. Ovviamente ritengo l'azione in questo senso decisamente sensata, perché è una cosa a cui dovremmo stare attenti sempre di più, prendere delle contromisure, anche valutando il fatto che non solo il clima effettivamente sta subendo un riscaldamento, ma anche il fatto che nel frattempo è cambiata la struttura, la natura dell'organizzazione umana, cioè abbiamo più infrastrutture, più coltivazioni esposte, più cementificazione, più sfruttamento del territorio, anche tutte queste cose, più convogliamento dei flussi fluviali, e tutto questo tende ad essere più complesso da gestire rispetto magari a un passato più semplice. Senta, è cambiato anche il vostro lavoro come meteorologi in quest'ultimo periodo? Insomma, so che all'ARPAV di Teolo voi siete un punto di riferimento per tutti noi giornalisti del Veneto. È cambiato anche il vostro lavoro? Questa è un po' l'ultima domanda che le faccio, negli ultimi anni. Sono cambiati probabilmente gli strumenti previsionali, che sono sempre più efficienti grazie a un enorme sforzo internazionale in termini di ricerca, quindi i modelli meteorologici stanno oggettivamente migliorando.
nonostante poi vediamo sempre che c'è un margine di incertezza immancabile nelle previsioni che si fanno, ma si registra decisamente un miglioramento nell'individuare la possibilità di fenomeni intensi, sta migliorando il margine di anticipo con cui si possono prevedere. Si è attivato in modo molto efficiente il centro funzionale del Veneto da oltre 10 anni, come tutti i centri funzionali italiani, quindi anche la rete di compensazione della presenza di fenomenologia intensa e l'impegno meteorologico sta vedendo un forte miglioramento. Quindi possiamo ben sperare che in futuro almeno il monitoraggio, la previsione e l'allertamento saranno sempre via via più efficienti nel confinare gli effetti di questa meteorologia, che in parte appunto è nuova per l'effetto del riscaldamento osservato. Grazie dottor Domenichini per essere stato in nostra compagnia, grazie davvero per tutte le informazioni che in qualche modo di cui noi faremo tesoro per scatenare un dibattito con i prossimi ospiti che vedo si stanno già collegando. Grazie Francesco Domenichini per essere stato in nostra compagnia. Voi. Un saluto, grazie. Arrivederci, buon lavoro. Vedo già collegato il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, siamo in attesa invece di collegarsi. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Siamo in attesa di collegarci con il vice sindaco Alessandro Manera di Treviso, che ha anche la delega ai fondi dell'Unione Europea e all'ambiente, quindi continueremo a parlare anche di ambiente. Tra pochissimi secondi vi aspetto dopo la pubblicità. Prima edizione, eccoci ben ritrovati, saremo insieme ancora fino alle 13:30, tanti temi, avete visto il collegamento con il nostro Christian Arboit in A4, la piazzola di sosta, per raccontare questo weekend che si pronuncia essere un weekend da bollino nero su tutte le strade del Veneto. Il tema è ancora quello degli incidenti stradali, con l'appello del parroco di Cessalto: non correte, fate delle soste, non utilizzate il cellulare alla guida, si tratta pur sempre di vacanze. Questo è l'appello con cui siamo partiti in questa edizione del telegiornale, poi il tema del PNRR e il tema del tempo, con l'intervista al meteorologo dell'ARPAV di Teolo. Ne parleremo di questi temi con i nostri ospiti. Ci ha raggiunto in studio Alessandro Manera, buongiorno, grazie, ben ritrovato. Buongiorno e grazie dell'invito. Saluto nuovamente invece il sindaco Marcello Bano di Noventa Padovana, che è in collegamento. Ancora buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io direi di partire con il PNRR, perché ieri ho sentito le parole del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Ci sono questi 14 miliardi che potrebbero slittare dalle mani dei sindaci, che di fatto hanno già cantierato diverse opere. Partiamo, Manera, da Treviso. Quanti soldi ci sono in ballo? Che cosa potrebbe succedere? Treviso ha cantierato praticamente 107 milioni di euro, quindi tantissimi soldi, e per delle opere strategiche per la città e divise per i diversi capitoli, quindi sia per la parte sociale che la parte costruttiva di nuovi fabbricati o la messa in sicurezza energetica. Per noi potrebbe essere veramente una tragedia. Io non voglio pensare che si possa far marcia indietro da questo punto di vista, anche perché ci hanno fatto correre così tanto per arrivare alla progettualità, al definitivo, all'inizio lavori. Dobbiamo rendicontare entro il 2026, Treviso è perfettamente in linea con i tempi dati e io veramente non voglio neppure pensare che ci possa essere uno slittamento. Ci fa un esempio di queste opere? C'è qualcosa che è già iniziato? La caserma Salsa per esempio è già praticamente in divenire, stiamo per partire a settembre, ma abbiamo tantissime opere, l'ex GIL, le mura, cioè abbiamo talmente tanti progetti. Nella parte sociale abbiamo già anche rendicontato spese già iniziate, e sono peraltro spese d'ambito, non riguarda neanche solo Treviso, quindi è una cosa molto complessa. Peraltro i cantieri non è che si possono fermare, non è che puoi dire adesso ci fermiamo. Quindi non si ferma nulla? No, non si possono assolutamente fermare, e ripeto, io non ci voglio neppure pensare, perché sarebbe veramente una tragedia, e penso che sarebbe anche una perdita un po' di credibilità nel rapporto anche con l'Europa, perché se noi facciamo delle attività, e questa volta soprattutto i comuni le hanno fatte molto bene con le tempistiche adeguate, sarebbe, non voglio dire una brutta parola, però sarebbe una cosa incredibile riportare le lancette dell'orologio indietro. Marcello Bano, per voi ci sono delle opere che sono state cantierate, che sono in bilico? Noi ne abbiamo cantierate, io a oggi non ho notizia di nulla, sto facendo un asilo e anche un nido, questo come comune, e dopodiché insieme con l'ASL stiamo facendo la casa della comunità, e quindi il nuovo distretto sociosanitario
a ridosso della casa di riposo. Quindi anch'io non oso immaginare cosa potrebbe succedere se dovessero bloccare i finanziamenti. Per quanto mi riguarda comunque non ho notizie in merito, anche perché insomma noi siamo partiti con i cantieri, siamo già a buon punto. Ecco, l'ASL, la Casa della Comunità, dovrà partire nel marzo 2024, quindi in questo momento sto aspettando indicazioni, ma anch'io non voglio immaginare di pensare che qualcosa si potrebbe bloccare. Allora, noi abbiamo come riferimento una nota scritta dal direttore di ANCI Veneto, Carlo Rappicavoli, che parla letteralmente insomma di confusione, no? Facendo come una sorta di domande retoriche: adesso cosa facciamo? Quindi dal punto di vista anche delle comunicazioni c'è diversa confusione, e questo è il lato amministrativo. Dal lato politico ci ritroviamo con due esponenti della Lega. In questo momento la cosa non è voluta, nel senso che volevamo parlare di ambiente inizialmente e poi con Marcello Bano vi spiegheremo perché è importante parlare di ambiente e qualità dell'aria. Ma insomma, la Lega è al governo. Che tipo di pressione si può fare per far cambiare il corso delle cose? Sì, la Lega è al governo, però non dimentichiamoci che questi fondi arrivano dall'Europa. Quindi bisogna capire in quale punto di questa, diciamo, cinghia di trasmissione se c'è un intoppo e come va risolto, perché io non ho capito bene se è un problema di rendicontazione all'Europa o se l'Europa sta richiedendo dei parametri diversi da quelli iniziali. Ed è chiaro che lo Stato non è che si può sbilanciare poi a mettere in negativo i propri conti per fornire ai comuni, ma dall'altra parte i comuni non possono fermare le opere perché hanno già fatto gli appalti, le gare, e quindi ci sono delle aziende private che lavorano, cioè qui bisogna capirsi bene. Quindi ripeto, molti dei nostri amministratori peraltro sono in Parlamento, quindi non è che stiamo parlando di alieni, e sanno esattamente che questo potrebbe essere, ma ha ragione il sindaco, assolutamente non ci vogliamo neanche pensare a una cosa del genere, perché peraltro sarebbe anche dal punto di vista etico, oserei dire, una specie di rottura di rapporti in cui non ti puoi più fidare di partire con un'opera certificata e in cui lo Stato ti dice sì, guarda, puoi partire perché hai i soldi e siamo pronti a darteli, al fronte di aver valutato il progetto, per poi tornare indietro e dire no, abbiamo scherzato. Ma non lo sta facendo lo Stato. Qui il problema è una linea di trasmissione tra l'Europa e lo Stato italiano, e io non so esattamente dov'è l'inghippo. Nel quadro del rapporto tra le istituzioni è un caso, quello di Noventa Padovana, quindi del suo comune, Marcello Bano, il fatto di aver in qualche modo detto no al piano della provincia di Padova per la qualità dell'aria. Quindi torniamo a parlare in qualche modo di clima, ma anche di ambiente e di qualità dell'aria. Perché avete detto di no a questo piano? Perché sono misure assolutamente ideologiche che non risolvono il problema. Io invece sono abituato ad affrontare i problemi e a cercare di dare delle risposte concrete. Non è certo bloccando i nostri concittadini 4 domeniche all'anno, dove tra l'altro non viene bloccato il traffico di passaggio. Anche questo è inspiegabile, perché io potrei capire se la provincia di Padova, la regione, decide di fare un blocco totale del traffico, ma così non è, perché io ho 2 autostrade dove circolano centinaia di migliaia di veicoli nel mio territorio, ho 2 autostrade, la 13 e la 4, e quindi non riesco a capire per quale motivo sulla strada provinciale puoi passare, sulle strade statali puoi passare, sulle autostrade puoi passare, mentre io dovrei obbligare i miei cittadini a rimanere chiusi in casa. Magari hanno necessità di portare i figli alla partita, hanno necessità di andare a trovare i genitori, di fare la spesa che magari è l'unico giorno, e io dovrei bloccarli in casa. Ma non è tutto questo, perché l'aggravio è che se qualcuno invece viene da fuori comune, co-urbano, può venire tranquillamente, sia che abbia l'Euro 1, sia che abbia il trattore, sia che abbia qualsiasi cosa, e dopo non serve assolutamente a nulla, perché se io vado a vedere i dati dello sforamento del PM10, perché il tavolo tecnico zonale fatto dalla provincia di Padova era sulle PM10, lo sforamento noi l'abbiamo avuto nel 2020, quando c'era il lockdown, quando non c'era lo sforamento più grande degli ultimi 10 anni, quando non c'erano auto in circolazione, ma era evidente che le PM10 venivano create dagli impianti di riscaldamento
e non dalle auto. Gli impianti di riscaldamento incidono per il 69%, 70%, mentre le auto per il 12%. E quindi sono posizioni assolutamente ideologiche, dove la provincia di Padova purtroppo è ostaggio di un assessore di Lega Ambiente, perché sul tavolo tecnico zonale non c'era solo il consigliere delegato all'ambiente, ma c'era anche, che non si capisce la motivazione, l'assessore all'ambiente di Padova che dava indicazione ai comuni. Però loro sta roba qua non la facevano, perché loro bloccavano il centro sulla ZTL, mentre sulle tangenziali per andare a vedere le partite, i concerti, eccetera, loro potevano circolare. E quindi io lo trovo assolutamente sbagliato. Io non ci sto, ma qual è il contributo che può dare un comune? Qui lo chiedo ad entrambi, no? Per fermare, arginare, insomma, fermare è difficile, arginare il riscaldamento globale, l'innalzamento del PM10. Qual è in concreto quello che può fare un comune? Beh, intanto, se posso parlare Prego. Per la prima volta nella storia del mio comune, io sono in carica da 1 anno e mezzo, noi andremo a fare una variante a consumo di solo 0. Cioè, quindi noi non andremo a costruire niente, non faremo nessuna trasformazione di terreno agricolo in terreno edificabile, andremo a lavorare sul consolidato, con i piani di recupero. Stiamo lavorando tantissimo sui boschi, stiamo facendo un bosco insieme con la LI di 30.000 metri quadri, sono 1.100 alberi che andremo a piantare. Abbiamo fatto un parco con privato ad uso pubblico di 11,5 ettari con un privato dietro i campi sportivi, e dopo stiamo acquisendo un'altra area sull'ultima variante di 9,5 ettari, anche là a Noventana, dove andremo a fare un magnifico parco anche là. Cioè, quindi se si vuole si può fare. Dopo stiamo lavorando sullo sharing, per esempio sui monopattini. Noi in 2 mesi abbiamo fatto oltre 2.500 noleggi in monopattini, non ce n'è uno, sfido chiunque, ed è lo stesso servizio di Padova, a vedere se ce n'è uno fuori posto, perché comunque li sanzioniamo, abbiamo dato le regole precise, non lasciando praticamente un'anarchia come la città capoluogo. Stanno rispettando tutti, li stanno usando bene, sono molto contento. Se avessimo però anche il trasporto pubblico locale che funziona invece di Bus Italia Veneto, che in questo momento è in una situazione drammatica, i cittadini sarebbero molto più contenti di usare i mezzi pubblici piuttosto che i mezzi privati. Bus Italia Veneto che ha aumentato anche le tariffe, no? Per far fronte a questa situazione drammatica. Sì. Non ha rinnovato il parco auto. Lo dico perché ho fatto 5 anni in provincia di Padova. Secondo me era un'azienda che avremmo dovuto, noi come provincia, come ente di governo, ho avuto un forte scontro col precedente presidente, secondo me doveva già saltare perché non aveva le caratteristiche per dare servizio, e quindi se ci troviamo in questa situazione purtroppo dipende dall'ente di governo che è la provincia. Alessandro Manera, insomma, con l'ambiente, il suo tema, il suo grande tema, tutte queste cose che stiamo raccontando, il contributo di un comune, questi blocchi della circolazione, le caldaie, qual è che cosa può fare un comune per arginare questo surriscaldamento globale? Allora, mi unisco a quello detto il sindaco e io concordo appieno. Più volte qui l'abbiamo detto che durante il lockdown praticamente si sforava di più, quindi a tutti i mezzi fermi, compresi gli aerei, in tutte le autostrade, in qualsiasi mezzo di movimento, e quindi è chiaro dove sta andando. Io voglio sottolineare che a differenza del fortunato sindaco, noi come comune sopra i 30.000 abitanti non possiamo opporci a non fare le domeniche ecologiche, quindi il sindaco di Treviso, anche presidente di ANCI, verrebbe immediatamente portato davanti alla procura, perché deve, su norma regionale, fare le domeniche ecologiche almeno una al mese, quindi dobbiamo digerircele, farle nel miglior modo possibile, ma noi dobbiamo farle anche noi seguendo quelle che sono le indicazioni poi peraltro del tavolo tecnico zonale della provincia. Quindi noi siamo in una condizione un po' diversa e quindi lui ha potuto fare questa scelta. Oltre che aver fatto un piano di forestazione urbana importante, noi siamo passati da 21.000 a 26.000 alberi nell'arco di 3 anni e mezzo praticamente, quindi abbiamo aumentato molto il verde. Il piano degli interventi, e qui sottolineavo, ha fatto bene il sindaco a dirlo, in questo caso a Treviso sblocca
ulteriori alberi da poter mettere, quindi zone che sono tornate a uso agricolo o forestale, e lì dobbiamo lavorare tanto. È chiaro che è un tema complesso, quanto può fare un comune. Noi abbiamo lavorato tanto sul tema caldaie, fornendo ormai quasi 1 milione di euro ai cittadini di Treviso per poterle cambiare, e sono stati tutti spesi, quindi vuol dire che è un tema importante, però da solo un comune non è che può fare tantissimo. Ci vuole una strategia complessiva, la regione lo fa secondo me molto bene. Forse anche l'Europa qui dovrebbe essere un po' più aggressiva da questo punto di vista, perché se noi facciamo un bando caldaie e poi, fra virgolette, sono soldi dell'amministrazione pubblica e non vengono in qualche modo tolti dal valore del bilancio, sì, è un'azione nostra, fatta per nostra buona coscienza, ma non ha quel ritorno da parte dell'Europa. Non c'è una politica vera. Certo. Siete preoccupati per come sta cambiando il clima? Abbiamo visto anche la città di Treviso, insomma, alle prese con la gestione, i danni del crollo degli alberi lungo le mura, ad esempio. Siete preoccupati? Avete intenzione di investire con delle politiche differenti? Sì, allora siamo molto preoccupati per 2 motivi. Il primo motivo è che noi continuiamo a piantare alberi, giustamente in un senso dal punto di vista ecologico e di sostenibilità, e dall'altra questi fenomeni tendono a colpirli gli alberi, perché non dimentichiamoci che mezz'ora di grandine contro un albero, se immaginiamo cosa fa una macchina, è chiaro che l'albero è talmente indebolito che con un forte vento poi va giù. Anche perché erano sani gli alberi, sanissimi, insomma, c'erano alberi abbattuti. di 80 anni, di 100 anni, alberi a 80 cm, 90 cm di diametro, quindi alberi che hanno visto tutto. Però purtroppo le condizioni, i venti hanno viaggiato a più di 100 all'ora, in quella condizione, più la grandine, più la pioggia battente, degli alberi vanno giù proporzionalmente. Dove stiamo investendo tanto noi, e sta dando i suoi frutti, perché 50, 60, 70 alberi su 26.000 sembrano tanti, ma sono pochi proporzionalmente, sono le manutenzioni che facciamo d'inverno sulle potature, perché altrimenti l'effetto vela che crea un albero, se non fai bene le potature d'inverno, avrebbe causato molti più danni. Il problema vero è il deflusso dell'acqua per delle bombe d'acqua, perché le città non erano state strutturate, diciamo, dal punto di vista idraulico per il deflusso dell'acqua che avviene in 2 ore, piove come se dovesse piovere, come quello che piove normalmente in un mese. Il deflusso dell'acqua, cioè gli impianti vecchi non riescono a ricollocare quest'acqua nei bacini, quindi bisogna costruire dei bacini di laminazione, lo stiamo facendo, ne abbiamo fatto uno a San Lazzaro per salvare i quartieri sud. Probabilmente l'urbanistica futura dovrà prevederlo praticamente in ogni casa, perché poi quest'acqua che noi andiamo a disperdere può essere utilizzata nei periodi molto lunghi di siccità. Cioè dobbiamo rivedere, e stiamo rivedendo, e lo stiamo facendo in maniera veloce, quello che è la struttura diciamo della città dal punto di vista certo l'urbanistica, ma soprattutto della sicurezza idraulica. A proposito di sicurezza, ci sono dei sindaci, soprattutto nel Montebellunese, che stanno affrontando il tema di dobbiamo avere il coraggio di tagliare degli alberi lungo le strade, cioè di rendere le strade più sicure. Ad entrambi telegraficamente faccio questa domanda: ci sono degli alberi da tagliare, lo farete? Parto da lei, Ivano. Sì, non solo lo faremo, l'abbiamo già fatto. Per esempio sul Piovego, di fronte a Villa Giovannelli, noi abbiamo tagliato completamente, dopo che siamo andati al Genio Civile, che abbiamo fatto tutti i ragionamenti con gli agronomi, eccetera, però erano pericolosi per le arginature, li abbiamo tagliati tutti. Perché? Perché i fenomeni atmosferici non sono quelli di 20 anni fa, 40 anni fa, sono completamente cambiate. Come per esempio noi abbiamo monitorato, noi spendiamo tantissimi soldi per il verde, per le potature e soprattutto per i controlli all'interno degli alberi, perché esteticamente per esempio noi abbiamo dei viali di tigli che sembrano perfetti, dentro sono completamente ammalati. E dopo l'ultima cosa che stiamo facendo è un regolamento dove vietiamo certi tipi di alberi, perché piantare un pioppo, un conto è se lo pianti in un campo, ma piantarlo su un giardino di casa o su una piazza, come è successo, che ti distrugge tutto e può mettere in pericolo non solo le abitazioni ma anche le persone, sta diventando un problema, quindi dobbiamo stare anche molto attenti al tipo di alberatura che andremo a piantare da qua ai prossimi anni. Concordo perfettamente, unirei i pini marittimi a questo strazio, che veramente abbiamo dei viali messi 50 anni fa, 60 anni fa, non si aveva probabilmente conoscenza del fatto che hanno distrutto le strade, poi quando li vai a toccare tutti ti dicono. Ma la sostenibilità è anche quanto costa in maniera di sostenibilità
avere una strada distrutta che devi riasfaltare. Cioè il bilancio di sostenibilità è sempre che vantaggio ti porta quell'albero dal punto di vista della parte ambientale, ma quanto ti distrugge e quindi quanto costa rifare quella strada. Il fatto che abbiamo piste ciclabili o marciapiedi inutilizzabili perché degli alberi hanno sollevato tutto. Cioè ci dobbiamo porre queste questioni. Sono d'accordissimo col sindaco che in ambito pubblico secondo me siamo un po' più avanti. Cioè, ormai abbiamo degli agronomi, cioè lavoriamo con aziende strutturate. Ecco, nel privato si è in questi anni, per un senso di libertà, lasciata un po' troppa libertà, ma se il tuo albero, che magari fra 20 anni sarà a 15 metri, finisce in strada. Certo, poi ci sono le assicurazioni, non ci sono le assicurazioni, ma se fa male a qualcuno perché hai sbagliato a piantare l'albero, l'amministrazione deve anche vigilare su questo, perché come lo facciamo per gli edifici, in maniera importante, infatti ci sono tutte le autorizzazioni, dobbiamo pensare di farlo anche per gli alberi. Certo, si toglie un po' di libertà, perché lo sappiamo, ognuno vuole avere il giardino a casa propria come lo vuole, però quando metti a rischio gli altri, la tua libertà lì finisce un po'. Civiltà, evidentemente. L'ultimo passaggio lo facciamo, visto che stiamo parlando di ambiente, sulla discarica di via Orsenigo. C'è un beneplacito, no, che è arrivato da parte del Ministero per l'opera, grande opera di bonifica che il Comune ha avviato. Beh, penso che questa sia una delle più brutte figure possa aver fatto il Partito Democratico nella sua storia di ambientalisti. Hanno fatto un'interrogazione parlamentare, durante le elezioni sono andati a incatenarsi fuori per la difesa del Faggiano, sulla più grande opera ambientale, peraltro di cui abbiamo trovato anche il finanziamento, e il Ministero ha detto guardate che è talmente forte il carattere ambientale che andava fatta subito perché ci sono a rischio le falde. Ecco, pur di fare propaganda politica, questo a livello comunale, regionale e anche una parlamentare, lo dico, la deputata Rachele Scarpa è andata a fare un'interrogazione parlamentare e il Ministero gli ha risposto in una maniera in cui gli ha tolto ogni possibilità dicendo che i carabinieri forestali hanno certificato che è stato fatto tutto a tutela ambientale e che l'urgenza è legata al fatto che la sostenibilità delle falde può essere messa a rischio. Quindi guardate, è una figura... Quindi non abbiamo un contraddittorio, quindi diciamo che è un capitolo che può dirsi chiuso. Per sempre. Allora, io ringrazio i nostri ospiti. C'è il tempo di farvi vedere un aggiornamento sul maxi furto a Pernumia, azienda che produce marchi come Gucci e Bottega Veneta, marchi di lusso, borse di lusso. Il bottino, pensate, di 300.000 euro, hanno colpito nella notte, hanno agito in 11, hanno bloccato tutte le strade che collegavano l'accesso all'azienda e con un'auto hanno sfondato l'ingresso dell'azienda. Ovviamente approfondiremo questa notizia nel corso dei nostri telegiornali della sera, ma insomma è una notizia che è stata resa nota soltanto da circa un'ora. Grazie a Marcello Bano per essere stato in nostra compagnia, sindaco di Noventa Padovana. Arrivederci, buon weekend. Arrivederci. Grazie a Alessandro Manera per averci raggiunto in studio. C'è il tempo per darvi il film che potrete vedere dopo di noi, dall'Odissea di Omero, un film basato sugli eventi accaduti a Ulisse attraverso l'uso del flashback. Il titolo è Ulisse, ovviamente, con Anthony Quinn e Silvana Mangano, la lotta contro i proci, l'incontro con Nausicaa Polifemo, le sirene, la maga Circe, insomma Ulisse che è nel cuore evidentemente di tutti noi come poema e diventa anche film per la regia di Mario Camerini. Dopo di noi, previsioni del tempo, buon proseguimento di giornata con Antenna 3, l'informazione torna a partire dalle 18:30. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al Meteo. Pressione atmosferica in calo sul nostro territorio. Attendiamoci altri episodi instabili. Vediamo il dettaglio di sabato 29 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, dal pomeriggio però aumenterà la variabilità sui settori alpini con qualche temporale. Alla fine della giornata i rovesci coinvolgeranno in parte anche le pianure. Attenzione a possibili fenomeni intensi. Temperature in lieve aumento, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 32 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti altrove, dove nel pomeriggio sarà probabile anche qualche rovescio. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo ma con qualche temporale di calore durante la giornata e nella notte successiva. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.